e Striscia la Notizia. Oppure gira, fermi, azione. Allora sì, ci sono già collaborazioni in programma e già qualcuno in questo momento doveva essere online, quindi per questo momento che stiamo vivendo ci siamo dovuti fermare temporaneamente. Però io vorrei lasciare tutta una sorpresa anche per i nomi degli artisti che poi mi dovranno affiancare, quindi che dirvi, seguitemi e a breve vi svelerò qualcosa. Obiettivi a breve termine di sicuro ci saranno, però ricollegandomi al fatto che l'emergenza che stiamo vivendo ho deciso di fare giusto una piccola pausa, che poi tutto sommato questa emergenza ci sta facendo anche riscoprire un po' tutti i valori che non è che uno aveva perso, magari oggi li vediamo in un modo diverso, basta solo che pensiamo un semplice abbraccio oggi quanto vale. Diciamo che non l'ho capito perché il canto per me è una passione che ti porti dentro sin da piccolo e io devo dire che mi è sempre piaciuto cantare da piccolissimo, magari in macchina cantando ad alto volume con lo stereo, in casa sotto la doccia in una maniera spensierata e già da lì magari se c'era qualcuno in casa ho iniziato a ricevere i primi complimenti, però comunque mi frenavo perché sono stato sempre un ragazzo molto timido e quindi questa cosa mi teneva un po' col freno a mano tirato. Però poi sono stato costretto in una festa di famiglia a cantare per forza una canzone, io l'ho fatto anche se mi tremavano le gambe quasi da non reggermi in piedi e da lì devo dire che è partito tutto e ho deciso di intraprendere questa strada per la musica. C'è stato più di un maestro che mi ha aiutato nel mio percorso artistico e devo dire che tutti gli studi che ho fatto sono serviti a formare il cantante che oggi sono. Sì, ho avuto dei momenti bui dove ho pensato di mollare tutto e ho avuto un sacco di porte chiuse in faccia, tanti no, però devo dire che proprio tutte queste porte chiuse in faccia mi hanno dato la forza di perseverare, di inseguire e di realizzare questo mio sogno e mi hanno portato ad essere l'artista che oggi sono.